discorsetto qua per voi che dovete ricordare oggi, domani, dopodomani, per tutta la vita, ok? Prima cosa, oggi non è una partita qualunque, oggi è una partita che se la vinciamo entreremo nella storia, andremo in semifinale. E che cos'è che rappresenta qua la nostra regione? Qual è l'animale qua? Un leone. Domanda che vi faccio: il leone è l'animale più forte della savana? Sì. No, non è l'animale più forte. Chi è più forte, un elefante o un leone? Un leone riesce a buttare giù un albero? Un elefante? Sì. Chi è più forte? Ma chi è più forte di un leone? Il leone è un animale, era il più veloce della savana, però che cosa fa con che un leone sia il re, sia diverso? È la mentalità. Sapete perché? Perché il leone non ha paura. Una caratteristica di un leone è che lui non ha paura. Non ha paura. Ok? È quello che lo fa essere diverso di tutti gli animali, è la sua mentalità. Quando un leone entra in campo, qual è il campo del leone? Sarebbe la foresta. Lui entra in campo con quella mentalità di re, entra in campo con quella mentalità di non ho paura, entra in campo con la fame, perché se un leone non ha fame, non caccia. Avete mai visto un leone là che dorme, le zebre passano in fianco a lui e non fa nemmeno niente? Perché non ha fame. Se noi oggi non avremo fame, andremo dentro e non faremo niente. Quando andremo dentro il campo, là sarà la nostra giungla, là sarà la foresta oggi. Il nostro campo è là. Mentalità vincente, senza paura. Però un leone solo è forte, sì, è molto forte, ma un branco di leoni uniti che si muove compatto con un scopo, con fiducia nei propri compagni, è inarrestabile. Oggi siamo noi quel branco. Ognuno di voi ha un ruolo, una responsabilità, una forza da portare in campo. Non serve essere perfetti, ma serve dare il tutto. Non serve essere perfetti, ma serve dare tutto. Serve lottare su ogni pallone, come se fosse un film. Serve guardarsi negli occhi e sapere che non si muovono. Non si muovono. Guardiamo ognuno dentro gli occhi dei compagni con la consapevolezza che non si muovono. Perché oggi, là fuori, io voglio vedere 12 leoni uniti. E oggi in quello campo sarà la nostra foresta. Dai raga, andiamo a restare. Ok? Pazienza, le palle fredde, pazienza. Stiamo facendo i movimenti, il giocatore ha ancora la palla in mano.